Il terziario è un settore in crescita, il punto vero è che sappiamo che la qualità dei posti di lavoro nel terziario spesso è solo apparentemente solida, spesso attraverso i tempi determinati, ma soprattutto l'utilizzo dei part-time nasconde una frammentazione e una precarietà molto elevata. L'altro problema è come soggetti, in particolare quelli del commercio che prevalentemente sono femminili, riescono a conciliare la propria vita con i tempi di lavoro che spesso sono improvvisi e difficili da gestire. Questo è un tema grande, enorme, che dobbiamo affrontare, perché il rischio è di trovarci con situazioni ben peggiori di quelle che stiamo commentando adesso. Io penso che appunto il lavoro meriti rispetto e bisogna riconoscere il valore al lavoro e soprattutto del fatto che dietro un lavoratore ci sono delle persone. Quando io sento raccontare di una persona, non serve che me lo racconti, ma lo sento a pelle il fatto che io mi scambio i figli al centro commerciale perché il marito, che fa magari i turni in un'industria, prende i bambini di lei che va a lavorare all'interno del centro commerciale alle 4, 4 e mezza. Io mi domando se questo effettivamente sia in qualche modo il sistema che vogliamo tutti. Io penso che dovremmo riflettere un po' di più su rendere favorevole il contesto di lavoro a persone che giustamente hanno la loro famiglia e hanno le loro esigenze, e che quindi probabilmente, se dando risposta a quelle, sarebbero anche più attivi, produttivi, gentili, tutto quello che ci mettiamo anche sul luogo di lavoro. Vogliamo fare questo sciopero perché dopo 4 anni di mancato rinnovo di 2 contratti molto importanti sul panorama nazionale è indispensabile fare sciopero e dare nuovamente un segnale alla parte datoriale. Parliamo delle COP, della distribuzione cooperativa, ma anche di Federdistribuzione, quindi di tutta la grande distribuzione che c'è nel mercato nazionale, ma sto parlando appunto della questione provinciale. È necessario perché dopo 4 anni i lavoratori non hanno un contratto, non hanno delle regole e non hanno delle regole che possono dare tempi di vita e tempi di lavoro. Noi abbiamo fatto un convegno qualche giorno fa qui a Treviso come Filcams proprio su questo argomento, spazio e tempo, un argomento importante proprio in concomitanza della mancanza di avere un rinnovo contrattuale. È il contratto che stabilisce le regole, è un contratto che può dare queste migliorie, è un contratto che può dare delle prospettive migliori ai lavoratori. Naturalmente senza la contrattazione, senza mettersi al tavolo con i datori di lavoro, è impossibile creare tempi di vita e tempi di lavoro. Noi non ci arrendiamo naturalmente rispetto a questa situazione, quindi proponiamo alle aziende della provincia, del territorio, di sedersi al tavolo con le organizzazioni sindacali per cercare di trovare delle mediazioni e delle novità rispetto a questo, anche perché la legge oggi come oggi ci può aiutare nel dare dei contributi anche alle aziende che sono più virtuose sul territorio e quindi creare buona occupazione e occupazione di qualità. Allo stesso tempo però c'è la necessità sul quadro nazionale e anche provinciale di avere un rinnovo del contratto della distribuzione cooperativa di Federdistribuzione, proprio perché abbiamo la necessità di ridare certezza, retribuzioni e qualità del lavoro attraverso il contratto. Il problema principale è che non ci sono turnazioni, diciamo, programmate. Nella maggior parte dei casi, nella grande distribuzione, succede che il turno di lavoro viene dato il giorno prima per il giorno dopo, oppure viene tolto il turno di lavoro, il turno di riposo il giorno prima, magari telefonando attraverso un WhatsApp. Io penso che questa non sia una questione di qualità, sia anche una questione di non considerare il lavoratore. Quindi abbiamo necessità di avere delle regole, ripeto, rispetto a questa situazione, e soprattutto avere degli orari certi. Gli orari certi possono far sì che le donne, gli uomini, perché non si tratta di tempi di vita e di lavoro soltanto nel quadro rosa, ma in tutta la famiglia, quindi uomini e donne, e in questo caso specifico c'è la necessità di programmare. Programmare vuol dire fare qualità nel lavoro. Sono le COP che stanno facendo una grande riorganizzazione in termini proprio della struttura dei lavoratori, in questo caso specifico. Manca anche in questo caso una programmazione e un'attenzione verso il lavoratore. La COP sempre di più si sta adeguando ai ritmi e ai tempi della grande distribuzione. Le multinazionali ci stanno imponendo anche a noi come consumatori, alla gente normale, un modello di consumo e un modello di vita. Dobbiamo andare ad acquistare di domenica, perché di domenica è il giorno in cui le famiglie si devono ritrovare al centro commerciale. Penso che dobbiamo fare un cambiamento culturale, una riflessione molto importante.